Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Cabalbi dove sta parlando durante la conferenza stampa il presidente Luca Zaia. Sentiamo. Adesso i signori si presentano. Il Bacchanale del Gnocco è una delle più antiche tradizioni fra l'altro del veronese e si celebra il Bacchanale del Gnocco, lo si fa il venerdì precedente, il venerdì grasso, definiamolo così, giusto? Prima del martedì grasso, Verona, e adesso storicamente magari spiegate voi la storia del perché lo gnocco e non altre robe, che poi diventa il simbolo anche per Verona. Prego, se vi presentate, sì. Prego. Grazie Presidente. Allora io sono Valerio Corradi, Presidente del Bacchanale del Gnocco, del Centro Coordinamento Maschere Italiane. Ma intanto ringrazio la Regione Veneto, ringrazio l'assessore Corazzari, la Vicepresidente De Berti, i consiglieri regionali presenti perché da qualche anno, 5 anni per essere precisi, la Regione Veneto è molto attenta alla nostra manifestazione che dal 6 gennaio è iniziato il Carnevale. È iniziato il Carnevale a Verona, è un Carnevale popolare, un Carnevale dove il papà del gnocco, che ha 495 anni Presidente, si vede, esatto. Anche no. Fra 5 anni ne ha 500, è stato riconosciuto dal Ministero tra i carnevali più storici d'Italia e vorremmo ringraziarla consegnandole la semplice commenda che è la nostra massima onorificenza che il Carnevale consegna, la commenda del Bacchanale del Gnocco, ringraziando lei, ringraziando la Regione Veneto per l'attenzione alle nostre tradizioni, che non sono scontate perché non tutte le istituzioni hanno questa attenzione. Dunque se passa dalla parte di qua il papà del gnocco le consegna la pergamena ovviamente. Grazie. E io le consegno la commenda. Se permetto, scusi. Sono pronto? Ecco, eccoci qua. Bene, assessore. Ci spostiamo più qua. Grazie. Assessore, prego. Grazie. Allora questa è una parte così legata alle tradizioni, in questo caso allo gnocco, e andiamo avanti però con la cronaca, ci collegheremo più tardi con Cabalbi perché all'inizio il Presidente aveva parlato di sanità e di liste d'attesa, poi vedremo cos'altro dirà, sicuramente sollecitato dalle domande dei giornalisti per la questione del terzo mandato, la Lega che andrà da sola alle prossime regionali, lo scontro con Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni che è passato al Partito Democratico, insomma in Consiglio regionale, in Regione c'è molta tensione, ci torneremo tra poco, ma andiamo avanti con la cronaca. C'è stata una tragedia ieri sera ai confini tra Sant'Angelo di Piove di Sacco e Brugine. Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone mentre andava in bicicletta dalla sorella. Sul posto sono andati per noi Chiara Gagliani e Federico Cibotto, che hanno anche sentito il sindaco di Brugine Michele Giraldo. Stava percorrendo questa strada via Marconi in bicicletta alle 20 di ieri sera. Ombretta Sorgato arrivava dalla sua casa nel centro di Brugine ed era diretta a Sant'Angelo di Piove di Sacco, dove avrebbe passato la notte come sempre a casa della mamma morta, dove adesso vive una sorella. Poco lontano da qui è stata, da dove ci troviamo in sicurezza con il collega Federico Cibotto, l'investimento. Un furgone che viaggiava nella sua stessa direzione, quindi da Brugine, stava andando verso Sant'Angelo di Piove di Sacco, verso la strada statale 516 piovese. L'ha investita, immediatamente si è fermato per prestare soccorso, ha chiesto gli aiuti i sanitari del SUE, ma sono arrivati poco dopo, hanno tentato un trasporto in ospedale che purtroppo è stato vano. Ombretta Sorgato, 70 anni, di Brugine, non ce l'ha fatta, è morta ieri sera poco dopo l'investimento. I rilievi sono condotti dalla polizia stradale che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto
Sul corpo di Ombretta Sorgato sarà eseguita l'autopsia, una donna insomma molto provata dalla vita, ci ha raccontato il sindaco di Brugine Michele Giraldo, che conosceva bene sia lei che la famiglia. Una strada questa che resta comunque molto pericolosa, e noi appunto abbiamo sentito il sindaco di Brugine Michele Giraldo, che ci ricorda sia la vittima sia lancia l'ennesimo appello per la messa in sicurezza di questa strada. Un pensiero per questa signora. Ombretta Sorgato la conosceva? Ombretta Sorgato è una persona nota nel nostro paese, la famiglia Grigatti è nota alla nostra comunità, e siamo tutti vicini in questo momento di dolore alla famiglia e a tutti i conoscenti. Ecco, lei tra l'altro era in bici. Questa strada è una strada molto molto pericolosa, e nel tratto, perché il tratto dove è accaduto l'incidente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, non è illuminato. Sì, noi purtroppo conosciamo la famiglia, che è molto sfortunata nel suo contesto sociale, e come comune siamo vicini a questa famiglia. Proprio in questo tratto, appena passato il confine con Brugine, manca l'illuminazione alla pista ciclabile. Speriamo che in accordo anche col comune di Sant'Angelo si possa addivenire alla realizzazione di quel tratto di pista che poi porta alla 516, che sarebbe fondamentale per il nostro territorio, ma anche per la messa in sicurezza del territorio di Sant'Angelo. Ecco, un passante da poco ci diceva che andare in bici in questo tratto è davvero molto pericoloso. Purtroppo appena si passa il confine con Brugine, che non c'è più la pista ciclabile, è estremamente pericoloso. È proprio per questo che bisogna investire in questo tratto di strada per metterla in sicurezza. Ecco, sulla dinamica invece purtroppo è abbastanza chiara, entrambi i veicoli andavano nella stessa direzione. Lei ha parlato da poco con la polizia stradale e l'autista del furgone si è fermato a soccorrere la signora. Sì, da quello che ci ha detto la polizia stradale, la signora aveva la spesa nella bicicletta, probabilmente si è sbilanciata ed è stata investita dal furgone. Poi saranno le indagini a chiarire il tutto, e quindi lasciamo a chi di competenza chiarire la dinamica dell'incidente. Allora, il sindaco di Brugine, torniamo a Cabalbi, perché il presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo. Una propria fabbrica. Quindi per me prima di tutto vengono i veneti. Lo posso anche dire perché vorrei ricordare che fui io quello che coniò il famoso prima il Veneto, no? Che poi si tradusse in prima al nord, si tradusse in prima un sacco di robe. E quindi Veneto first, come vi dico sempre, perché è giusto che l'amministratore delegato del Veneto rispetti i veneti, segua i veneti e faccia quello che è giusto per i veneti. Secondo aspetto, io faccio parte di un partito o di un movimento, chiamatela come volete, che è la Lega, alla quale io devo tutto, ma viene, diciamo, dopo i veneti viene la Lega, dopodiché viene il centrodestra politicamente. Quindi a questa domanda cosa rispondo? Rispondo che io sono a disposizione della Lega, e quindi in qualsiasi progetto sarò dalla parte del mio partito, non è che ho altre robe. Penso anche che ci siano i tempi per fare dei ragionamenti, ma io non sono nella stanza dei bottoni, guardate, credetemi, non ho mai partecipato a riunioni o altro, non vorrei, ma ve lo dico, sapete perché? Prima di tutto per evitare di diffondere le agende metropolitane. Secondo aspetto, se io fossi la signora Maria che guarda da casa o legge le mie dichiarazioni, immaginare che il governatore sprechi tempo a occuparsi del suo futuro, delle poltrone di qua, di là, di chi va su, va giù, lo troverei anche un po' stucchevole. Io posso permettermi di dirlo perché sfido chiunque a alzare la mano e dire che mi ha visto in una riunione o ha parlato con me del futuro, di cosa fare. Ho visto le dichiarazioni del segretario Stefani, che sono dichiarazioni autorevoli di un segretario che rappresenta il nostro partito qui in Veneto. Ho visto le altre dichiarazioni. Penso che 10 mesi, come si può dire, Edoardo De Filippo in Napoli Milionaria diceva da passare a nuttata, no? In Veneto si direbbe che i problemi sono come il salame, si affrontano una fetta alla volta. A volte la bulimia nel mangiare più fette o mezzo salame o tutto il salame finisce che poi ti resta sullo stomaco. Allora, da passare a nuttata cosa vuol dire? Vuol dire che 10 mesi sono la notte che porta anche consiglio anche i redentisti, no?
Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Penso che se prima vengono i Veneti e se abbiamo rispetto per i Veneti è fondamentale ascoltarli i Veneti. Dopodiché c'è questa storia del terzo mandato, guardate, lo sapete che intervengo, come si può dire, perché è bene intervenire, perché poi se non me lo chiedete voi e finisce che fate anche bella figura con la domanda. Cioè il terzo mandato, guardate, è un'anomalia tutta nostra. Le uniche due cariche che hanno il vincolo dei mandati sono alcuni sindaci, pensate, sono un centinaio su 6.000 sindaci, ovvero quelli che governano città con più di 15.000 abitanti. Ciò vuol dire che il comune che governa, il sindaco che governa una città con 14.999 abitanti non crea centri di potere, quello con 15.000 sì, fa Lazzarone. Leggo queste dichiarazioni. Evitare di creare centri di potere. E poi alcuni governatori, perché avete capito che ci sono, ad esempio, le province autonome, Trento e Bolzano, piuttosto che la regione a statuto speciale, che possono anche definire la loro legge elettorale in maniera diversa. Per carità, guardate, io non perdo sonni, dico solo che da un lato ho l'imbarazzo dei cittadini che me lo chiedono in continuazione, sta diventando un mantra. Inviterei tutti ad andare per strada in mia assenza e provare a capire cosa sta succedendo. Dall'altro dico anche che se questo è un mood, ok, se ne può anche prendere atto, ma deve essere un mood per tutti allora, perché a me risulta che ce ne siano tante cariche, penso al Parlamento, al Presidente del Consiglio, il Capo della Repubblica, i consiglieri regionali, gli assessori comunali, gli assessori regionali, tutto tranne in Veneto, che adesso sistemeremo sta roba. Cioè, io penso che è assurdo quello che si dice, ma soprattutto è inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di far il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. Cioè, io penso che non serva aver fatto Harvard per capire queste robe. Allora, se tu dici che blocchi i mandati perché si creano centri di potere, vuol dire che per la proprietà transitiva dai degli idioti ai cittadini elettori. Cittadini elettori che peraltro, potrei farvi decine di esempi, mandano a casa un sacco di miei colleghi dopo la prima legislatura, Sardegna, Sicilia, Calabria, Lazio, Umbria di recente e avanti con questo cinema, e non vi sto a fare la lista dei sindaci perché quella penso che potremmo stare qui a farla conta ore. Per cui guardate, penso che in psicologia si dice che sei risolto o sei irrisolto. Ho l'impressione che ci sia qualcuno che è irrisolto in questa fase e deve risolversi, mettiamola così, no? La risoluzione qual è? È quella che ha da passare a nottata, perché è ovvio, se no è ovvio che viene fuori casino. Ma non serve crearlo il casino, promuoverlo, viene fuori da sé, perché non si andrebbe a elezione in maniera, come si può dire, serena. E il centrodestra ha bisogno di un percorso di serenità, se vuole affrontare una campagna con serenità. Tutto qua. Altre domande? Volevo aggiungere solo una cosa, lei ha detto 3 volte anche solo in quest'ultimo intervento 10 mesi, quindi siamo sicuri che... No, io lo dico perché ad oggi è 10 mesi, è ottobre 2000, anzi saranno 11, no quanti sono? Ottobre 10, quindi saranno 9 mesi, quello che è, perché ad oggi c'è ottobre 2025, punto. Non so nulla del resto, leggo anch'io i giornali, nessuno ha parlato con me, nessuno ha detto qualcosa a me, non so nulla. Dopodiché, se volete la mia opinione, ma ripeto, non è una difesa dei 4 mesi in più che non cambia la vita di una persona, raddoppiare le spese elettorali che vuol dire milioni di euro e soprattutto rischiare di avere un'affluenza alle urne, alle regionali, fiacca, perché si andrebbe con una campagna in estate per votare a ottobre, perché se voti a ottobre vuol dire che ti fai la campagna a settembre e agosto, non è in election day con nessuno, per dopo ritrovarsi a aprile e maggio con i comuni, tra i quali anche il capoluogo, cioè la vedo una roba veramente, poi ci lamentiamo che la gente non va a votare, la gente c'è anche forse stanca di andare a votare tutte queste volte, no? I cittadini, scusate, non la gente. Prego.
Presidente, lei diceva che ha ben chiare le idee del suo segretario Alberto Stefani. Cosa ne pensa dell'ipotesi di una Lega con varie liste, per cui peraltro anche lista Zaia nominata ampiamente con un grande traino, possa correre da solo staccata dal centrodestra? Allora, ve l'ho detto prima, da passare annotata, nel senso che qua non c'è che c'è, come si dice, non è che vorrei che iniziasse la corsa eroica di chi l'ha detta per prima, di chi aveva pensato per prima, cioè a me sembrano robe, come si può dire, che rischiano di diventare naturali davanti a un muro contro muro, no? Ve lo dice uno che nel 2002 ha corso a Treviso con l'elezione diretta in solitaria per tutta una serie di problemi contro il centrodestra governava già da un anno a Roma. Eravamo già al governo a Roma, allora si chiesi io, perché c'era un rapporto conflittuale, non sto paragonando quel rapporto a quello che c'è oggi, ci fu un rapporto conflittuale, probabilmente la controparte era convinta di stravincere perché aveva i sondaggi strapieni e alla fine ci fu un ballottaggio Zaia, cioè Lega, con il PD addirittura, cioè il sondaggio del 40% preliminare del centrodestra, di quello che restava del centrodestra senza la Lega, si tradusse in un ballottaggio, diciamo, Zaia PD allora. Però al di là di questo, guardate, io penso che in questa fase è giusto che tutti esprimano le loro considerazioni, però è altrettanto vero che poi ci vuole una sintesi. La sintesi non prescinde da capire cosa si vuole fare sul terzo mandato. Questo è poco ma sicuro. Prego. Visto che prima faceva accenno al limite per gli assessori veneti, se ci sono non te lo so dire, però io spero che si risolva. Guardate, ma è un fatto anche perché in Veneto, perché abbiamo questo limite e siamo gli unici? Perché si fece nello statuto, o nella legge elettorale, no, lo statuto penso sia, vabbè, passatemi questa inesattezza, si fece il blocco dei mandati a 2 legislature del consigliere e parimenti dell'assessore. E questo venne fuori con l'ottica di dire che nell'ottica del blocco dei mandati ci sarebbe stato un turnover ideale, no? Cioè tutto girava, soprattutto rincalzando sempre, diciamo, riportando sempre nuove leve in Consiglio regionale. Poi strada facendo il blocco dei mandati per i consiglieri è scomparso, ci fu un emendamento e fu tolto, e quindi è rimasto quello degli assessori, però dico, non va a inficiare nulla il fatto che si sblocchi, cioè se qualcuno pensa che per la proprietà transitiva sblocchi il mandato degli assessori e gli assessori continuano a fare gli assessori, cioè, la vedo inverosimile, cioè, è un fatto. Noi quando scriviamo una legge elettorale o mettiamo i limiti li dobbiamo scrivere perché deve funzionare sempre la legge elettorale. A me immagino che una legge elettorale che blocca a 2 i mandati degli assessori non sia, come si può dire, non sia una buona legge elettorale. Dall'altro dico anche un'altra cosa, che è anche vero che se gli assessori hanno il blocco, lo dico a quelli più scettici che ne sono contro magari il blocco dei mandati, se gli assessori avessero il blocco e si candidassero, per una logica che insomma nella politica abbiamo visto spesso, sarebbero sicuramente più catalizzatori di consensi, quindi rischierebbero gli assessori di andare in consiglio regionale, e ancora una volta vedi che non funziona il ragionamento. Per cui penso che è bene riassettare, diciamo, il tema dei mandati come accade in tutte le altre regioni, sbloccandolo. Ma totale o solo 3? No, totale, cioè gli assessori, cioè non c'è una visione di... No, mettendo un limite di 3 mandati oppure... Agli assessori? No, c'è lo sblocco e basta. Come è per i consiglieri? No, mi ricordo che gli assessori vengono, scusami Paolo, che gli assessori vengono nominati e nel momento in cui c'è una coalizione vengono, come si vede, decisi in coalizione, cioè non è che uno c'è il titolo a vita, cioè insomma la storia del Veneto lo dimostra, lo insegna. Prego. Se non ho capito male, allora, se uno dovesse trovare una sintesi da qui ai prossimi 10 mesi, lei non esclude che la Lega e una serie di altre aggregazioni che fanno una lista Zaia vada per conto suo, ma il candidato presidente chi potrebbe essere? No, guarda, allora rivolgerei un po' il nastro. Io ho semplicemente detto che sono a disposizione del movimento, del mio partito, che dopo i 20 viene il mio partito, punto. Non ho fatto ipotesi di corsi in solitario o altro, questo deve essere chiaro, perché in questa fase ho detto è bene
invece che si faccia sintesi, si guardi il problema. Sottovalutare il problema che c'è in Veneto lo trovo assurdo, dopodiché non parlo di candidati, nessuno, cioè magari sbloccano il terzo mandato. Ma essere a disposizione del partito significa... Prego, scusa? Essere a disposizione del partito significa mettere il nome nella lista, candidarsi come capolista? Vedremo cosa deciderà di fare il mio partito. Prego? Ma detto fuori dai denti, lei ci spera fortemente in questo terzo/quarto mandato? Ma guarda, io non sto facendo nessuna battaglia che sia chiaro, come avete visto, cioè non è che... penso che l'aspetto più, come si può dire, importante sia quello dei veneti. Cioè, onestamente non ci siamo mai trovati di fronte a una chiamata di popolo come questa e il fatto che nessuno risponde al popolo. Onestamente nella storia del Veneto non ci siamo mai trovati in una situazione come questa, no? Che è trasversale anche alla politica oltretutto, no? Probabilmente la mia non candidatura farà contenti un sacco di esponenti politici, però è pur vero che i cittadini si sono già espressi in maniera incontrovertibile. Altro? A questo punto anche 2 parole sulla scomparsa di Oliviero Toscani. Ah sì, io ho voluto ricordarlo con un comunicato, con i post. Se ne va sicuramente un innovatore della comunicazione. A Oliviero Toscani va riconosciuta una grande visione di innovazione. Se ne va una persona che peraltro è stata molto legata al Veneto perché ha lavorato moltissimo in Veneto. Non è un caso che oggi tutti voi nei vostri servizi ricordiate Toscani associato a Benetton, e anche l'ultimo saluto di Benetton penso che vada in questa direzione. Dopodiché è stata figura eclettica, di rottura, di provocazione. Guardate, io lo conoscevo bene Toscani, che sia chiaro, e ho avuto anche modo di ridire anche pubblicamente con Toscani, però oggi è innegabile che la sua figura sia una figura che ha lasciato il segno nella comunicazione. Voi guardate quelle foto che a noi sembrano quasi ovvietà o normalità. Le ha fatte in un mondo che non esiste più, in un mondo analogico dove non c'era l'intelligenza artificiale, dove non c'era Photoshop, dove non c'era... Lì è solo pensiero e mettere, proprio fisicamente i soggetti delle foto assieme. Allora, conferenza stampa in diretta del Presidente Zaia, sta adesso ricordando Oliviero Toscani, ma ha parlato a lungo della questione del terzo mandato, ha detto io sono a disposizione del partito, non si è sbilanciato più di tanto, ha parlato di autorevolezza di Alberto Stefani, delle sue dichiarazioni circa un sostegno esterno di Zaia per un candidato della Lega nel caso non ci fosse un terzo mandato per il governatore, quindi una conferenza stampa di notevole importanza. Però adesso riprendiamo con la cronaca e andiamo a Selvazzano perché è in gravissime condizioni il barista cinese picchiato brutalmente da 2 clienti in diretta. Valentina Visentin con Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, è in coma, le sue condizioni sono gravissime ma stabili. Ha trascorso la notte in ospedale a Padova. Il 27enne barista cinese aggredito nel bar che vedete alle mie spalle, che gestisce insieme ai genitori. La violenza è esplosa domenica sera verso le 19:30. 2 clienti, 2 fratelli moldavi hanno picchiato selvaggiamente il giovane cinese perché lui si era rifiutato di servire nuovamente da bere, visto che i 2 erano già ubriachi e molesti. E la furia, con i pugni al volto, il ragazzo è caduto a terra sbattuto la testa e dunque le sue condizioni sono gravi. Uno dei 2 aggressori è stato arrestato e l'altro è ancora in fuga. Si tratta di 2 fratelli moldavi residenti a Chioggia. Uno appunto è ancora in fuga, i carabinieri lo stanno cercando. La prima volta che accade un episodio di questo tipo in questo locale questo bar molto frequentato dai residenti, che oggi hanno continuato a portare anche dei messaggi di vicinanza alla famiglia che ha affisso un cartello dicendo che il bar riaprirà nei prossimi giorni, ringraziando tutti per la vicinanza e per la comprensione. Le indagini sono affidate ai carabinieri. L'arrestato dovrà rispondere anche di resistenza pubblica ufficiale, di lesioni
aggravate. La violenza nei locali, questo di Selvazzano, purtroppo non è l'unico episodio, ce n'è stato un altro a dicembre che ha portato alla chiusura a Maserà di un altro locale frequentato questa volta da balordi, dove si era consumata una rissa piuttosto violenta. Io vi lascio con il servizio. Da Selvazzano è tutto, linea allo studio. Si erano fronteggiati in 9, una rissa scaturita dopo aver importunato con apprezzamenti inopportuni e molesti 3 ragazze, una di loro colpita anche con un pugno al volto. Il locale di Maserà, teatro della violenza avvenuta a dicembre, è stato chiuso nelle scorse ore dopo il provvedimento del questore di Padova Marco Odorisio, che ha sospeso la licenza per 30 giorni. Una decisione presa per evitare ulteriori situazioni di pericolosità sociale, vista la presenza frequente di balordi all'interno del locale. I sigilli sono stati affissi ieri da polizia e carabinieri. La rissa scoppiata a dicembre aveva coinvolto quasi una decina di giovani, alcuni passanti e il figlio del titolare, che all'arrivo delle forze dell'ordine aveva minacciato i militari e reso difficili le operazioni di identificazione dei clienti. Molte delle persone identificate erano infatti già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, per droga e ubriachezza. Il titolare del locale inoltre aveva servito gli alcolici agli autori della rissa, che erano arrivati già in evidente stato di alterazione. Oggi in regia Francesco Ceron e Tommaso Migotta. Ci sono stati altri episodi di violenza, un 38enne che ha rimproverato dei bulli in piazza a Cairano San Marco perché avevano imbrattato il monumento ai caduti ed è stato brutalmente picchiato. È successo quello che magari poteva essere evitato. Immondizia sul monumento ai caduti in piazza Cairano San Marco. Un giovane rimprovera i ragazzini che stazionano malgrado i divieti nell'area e lasciano in giro rifiuti e sporcizia. E per tutta risposta viene picchiato, tanto da riportare una lesione al polso e dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'episodio in serata, la vittima della violenta reazione del gruppetto di minorenni a Sporto denuncia i carabinieri su un gruppo social comunale lo sfogo dei familiari del giovane, che chiedono una giusta punizione per i responsabili e avvisano le famiglie: state crescendo dei bulletti. È grave, sì, ma come penso che il branco da sempre è forte ed è quello che spaventa di più. Il fatto del branco è un problema. È un problema. Già a dicembre l'amministrazione era intervenuta per limitare l'accesso al monumento. Quel posto lì è oggetto anche appunto di un'ordinanza, proprio perché si erano verificati dei problemi, nel senso con l'immondizia, con comunque lo stazionamento, il bivaccamento di sti gruppi di ragazzini, mi dicono. Dall'abbandono di rifiuti alla violenza, dunque, la sindaca fa sapere che l'amministrazione non si ferma alla sola condanna dell'episodio. Abbiamo attivato una serie di convenzioni e di modalità con delle cooperative proprio per intervenire nel territorio per il disagio giovanile. Servizio di linea Paronetto, minacciano, rapinano 2 studenti minorenni, colpo sventato dalla polizia locale di Castelfranco, che insegue i malviventi e li costringe ad abbandonare il bottino e intanto caccia i 2 rapinatori. Li stavano tenendo d'occhio, poi hanno atteso il momento migliore per bloccargli la strada. 2 rapinatori violenti ed aggressivi hanno sbarrato la via a 2 studenti minorenni, entrambi 17enni. Li hanno minacciati, volevano il portafoglio e i loro zainetti. È accaduto a Castelfranco, in viale Brigata Cesare Battisti. Le vittime, che stavano rientrando a casa al termine delle lezioni scolastiche, hanno tentato di opporsi, ma i 2 rapinatori hanno strappato lo zaino dalle spalle di un giovane e hanno costretto l'altro a consegnargli il portafoglio. A poca distanza, ad accorgersi di quanto stava accadendo, una pattuglia della polizia locale intenta nei controlli fuori dalle scuole. Gli agenti hanno visto la scena e sono subito intervenuti. I malviventi, anch'essi giovani, poco più che 20enni, alla vista delle forze dell'ordine, si sono dati alla fuga. Inseguiti a piedi dalla polizia locale, hanno gettato a terra il bottino, subito recuperato. I rapinatori si sono poi dileguati, facendo perdere le tracce. La polizia locale ha riconsegnato lo zaino e il portafoglio agli studenti, che, ancora sotto shock, hanno
hanno raccontato quanto accaduto ed è in corso l'attività di indagine da parte del comando di Via Venale. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, fondamentali i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone considerate più a rischio all'esterno degli istituti scolastici, nei pressi delle stazioni delle corriere e nelle fermate dei bus, dove episodi come questi di aggressioni e rapine sono frequenti. La polizia locale continuerà a sorvegliare queste aree per garantire l'incolumità degli studenti e la sicurezza di tutti i cittadini. Servizio di Daniela Sizzia, andiamo a Vicenza dove il nuovo prefetto Filippo Romano ha incontrato i sindaci del territorio per spingerli ad adottare il regolamento di polizia urbana proprio per aumentare la sicurezza. Per noi c'erano Luisa Bertini e Simone Squarcina. Primo incontro del nuovo prefetto di Vicenza, Filippo Romano, con tutti i sindaci del territorio vicentino che hanno portato le loro richieste. Sul tavolo del prefetto ovviamente il tema sicurezza, e così Filippo Romano ha invitato tutti i sindaci a dotarsi di un regolamento di polizia urbana anziché utilizzare le ordinanze. L'abbiamo sentiamolo insieme. La sicurezza, perché è uno dei principali temi, naturalmente non solo in questa provincia, un po' in tutto il paese, ma anche perché i sindaci, ecco, questo è importante sottolinearlo, non sono soltanto i rappresentanti della comunità locale, sono anche ufficiali di governo. E questa è un po' una metafora di tutto quello, di una considerazione più generale che dobbiamo fare. Il governo, lo Stato non sono entità astratte, siamo tutti noi. Quindi ogni sindaco di un comune, sia pur piccolo, è allo stesso tempo un piccolo prefetto, per così dire. E i temi come la sicurezza vanno affrontati insieme, non possiamo affrontarli soltanto prefetto, questore, comandante dei carabinieri, della finanza, ma vanno condivisi con la comunità locale, appunto attraverso la rappresentanza che ne fanno i sindaci, per trovare delle soluzioni democratiche e condivise. Il regolamento di polizia urbana sostanzialmente è quello che è nei nostri condomini è il regolamento di condominio, cioè la fonte normativa dove c'è scritto cosa si può fare, cosa no, quali sono eventuali divieti a tutela della quiete pubblica, divieti ovviamente che non devono andare oltre la legge, quindi devono comunque rispettare le norme generali. E questo tipo di indicazioni spesso le troviamo contenute in ordinanze che vengono fatte di volta in volta. Ora, per certe occasioni è inevitabile che sia così. Facciamo l'ipotesi che in un piccolo centro ci sia un grande evento che normalmente non c'è, e allora ci sarà per forza un'ordinanza. Ma se c'è bisogno di dire che di notte non bisogna schiamazzare, ecco, quello va messo in un regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Comunale, cioè dall'organo democratico per eccellenza. Allora torniamo a Cabalbi perché il Presidente Zaia è circondato dai colleghi, sentiamo. Vedremo quale sarà, diciamo, la risultanza di questa riflessione che secondo me è doverosa da fare nel rispetto dei veneti. Soluzioni calate dall'alto di certo non verrebbero accettate. Ecco, prima i veneti, però Giorgia Meloni ha detto che le soluzioni vanno trovate in un tavolo di maggioranza a Roma. Ma sai, al di là della localizzazione dei tavoli, di quello che faranno, cioè, noi veneti abbiamo una capacità di lettura, se è favorevole o contrario ai veneti, quello che si decide in maniera istantanea, per cui facciano pure le riflessioni, benvengano le riflessioni, e dopodiché si tratterà di capire che continuità si dà a questa amministrazione e soprattutto quanto saranno rispettati i veneti. Fratelli posizione del partito, ma Zaia pronto comunque a correre con la lista Zaia come consigliere regionale. Ma io la disposizione del partito vuol dire tutto, nel senso che non penso che ci siano ancora 10 mesi di fronte, che è un'era glaciale, è inutile stare qui a fare previsioni, lanciare tanti diciamo warning, definiamoli così. Day by day, giorno dopo giorno, vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Fratelli d'Italia vorrebbe il sindaco di Venezia, cosa ne pensi? Penso che mancano 10 mesi intanto a finire questa amministrazione. Non abbiamo ancora capito se la Regione andrà a votare a ottobre 2025 o con il Comune di Venezia nella primavera 2026. E penso che proprio nel rispetto dei veneti, finché sono qui in Regione, parlo di Regione. La partita del terzo mandato lei non la vede ancora chiusa? Può ancora immaginarsi di ascoltare la voce dei veneti con uno Zaia ancora governatore?
Guardi, ci ritroviamo in un momento storico particolare per il Veneto, che è innegabile, cioè i veneti chiedono la mia ricandidatura e lo chiedono in maniera trasversale. Detto questo, lasciando a parte altri ragionamenti, dico che abbiamo ancora in piedi una sentenza della Corte Costituzionale che ci aspettiamo rispetto al tema campagna. Cercheremo di capire che evoluzione ci sarà e si cercherà anche di capire cosa vuol fare il governo, perché finché ci sono i tempi il governo può anche dare altre indicazioni. Al momento ci sembra di capire che non ci siano espressioni o ufficiali, visto e considerato che qui c'è un dibattito che non si capisce dove vada a finire. Però Meloni e Tajani hanno avuto delle parole abbastanza chiare, soprattutto Tajani. Ma sì, io ho visto che ci sono delle dichiarazioni assolutamente chiare, è una questione di coerenza, dopodiché la coerenza ci porta anche a dire che le cariche dei sindaci, di solo 100 sindaci su 6.000 e di solo alcuni governatori sul totale dei governatori hanno il blocco di mandati, guarda caso sono le uniche cariche elettive, perché poi parlamentari, deputati, onorevoli, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, senza far guerra a nessuno, ma è un dato di fatto, non hanno limite di mandati. Detto questo, per un'eventuale corsa in solitaria i numeri ci sono per una vittoria? Ma guardi, non devo essere io a dirlo e soprattutto non metterei il carro davanti ai buoi, questo è fondamentale, cioè la lettura non deve essere che Zaia vuol correre da solo, la lettura dice Zaia dice avete 10 mesi di tempo per pensare, cercate di risolvere il problema. Ma non un candidato calato dall'alto comunque, deve essere il territorio. Ma questo mi sembra la condizione di base, cioè il prerequisito per ogni ragionamento. Ma calato dall'alto significa che non lo decidono Tajani, Meloni e Salvini in una stanza a Roma, eh? Significa che ci deve essere un dibattito tra le forze politiche locali del Veneto. Beh, penso che questo sia condivisibile anche da anche altri esponenti anche di altri partiti, non solo della Lega, rispetto al fatto che chi deve governare il Veneto deve essere espressione del Veneto. ipoteticamente via il terzo mandato, Luca Zaia è strapronto. Ma guardate, se c'è lo sblocco di mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Simbolo della Lega senza Salvini è un problema o un'opportunità? Prego. Io penso che abbiamo aperto tanti fronti, non andrei a aprire un altro fronte che non serve a nulla, nel senso che il problema non è star lì a parlare di simbolo in questa fase. Il problema in questa fase è di parlare di progettualità, di programmi e soprattutto di una questione che secondo me non è in antitesi con la questione meridionale, ma è assolutamente va di pari passo che è quella del nord, cioè il nord produttivo che comunque garantisce una sanità a tutta Italia con le addizionali dell'IRPEF, con i residui fiscali, ha delle necessità che innegabilmente sono diverse da quelle di altre parti d'Italia e viceversa. Il sud ha bisogno di avere delle azioni forti e energiche, ad esempio per risolvere tutto il tema delle diseguaglianze. Quindi nord e sud vanno a pari passo, ma a volte con istanze diverse. Posso tornare un attimo alla sanità sociale, parliamo di case di riposo perché c'è un grido di dolore da parte del Presidente delle case di riposo che dice non solo nell'agenda politica né del governo, tantomeno della regione, manca personale, sono costretti a aumentare le rette. Guardi, il tema del personale è un tema pesante, noi abbiamo 300 case di riposo e 30.000 ospiti in Veneto. Non sono della regione del Veneto, ma sono IPAB, sono di diversa proprietà. Dico solo che noi se volessimo assumere più infermieri basterebbe che continuassimo a fare concorsi, ma svuoteremo le case di riposo. Quindi questo è già un tema di attenzione. Purtroppo la coperta è corta in questa fase e cerchiamo di mediare. Gli appelli che fanno i gestori delle case di riposo sono assolutamente da ascoltare, ma in questa fase di base ci manca il personale e il personale è il vero problema. Presidente, posso fare una riflessione più filosofica? L'ultima. Prego. Lei ha parlato quasi di buon senso della politica, però mi sembra che qui ci siano i marchingegni della politica che stanno un po' governando. Ma poi io penso sempre che poi alla fine il buon senso dovrà venirne fuori, no? Venire fuori il buon senso, dovremo trovare una soluzione, anche perché i presupposti sono veramente di una fibrillazione che rischia di diventare pericolosa. Dopodiché cercheremo di capire quali saranno le proposte, cercheremo di capire quali potrebbero essere le soluzioni. Ripeto, in 10 mesi potrebbe accadere di tutto. Io posso chiedere, Prego. è stato insignito di un'onorificenza importantissima del carnevale più antico, tra i più antichi. Allora, questo era il Presidente Zaia in diretta da Cabalbi e ovviamente avete sentito le domande sul terzo mandato, sulla corsa solitaria
della Lega alle prossime regionali. Di questo abbiamo parlato ieri sera a Focus, un confronto molto vivace. Sentiamo lo scambio di opinioni tra Giandomenico Darè, ex europarlamentare, e il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia, Alberto Villanova. Sinceramente vedo per la prima volta la Lega unita contro Salvini, la Lega, parlo della Liga Veneta, perché effettivamente fino a qualche mese fa non c'era questa alleanza, diciamo, della Liga nei confronti del segretario federale. È giusto che i leghisti del Veneto alzino la voce, perché fino adesso sono sempre stati proni al signor Salvini. Io sono stato espulso per aver attaccato Salvini nella sua politica nazionale e non solo. E adesso mi state dando ragione, perché adesso siete tutti uniti per dire no, il Veneto è nostro. Ma è questo che dovete fare, ma lo dovevate fare anche prima, quando io nel 2019 ho iniziato a dire che la politica di Salvini a livello europeo e a livello nazionale era sbagliata. Se vogliamo capire, quando abbiamo votato contro, non abbiamo voluto far parte di nessuna maggioranza, e va bene, facciamo opposizione, ma si doveva fare opposizione. C'è stata una serie incredibile di errori politici che hanno portato la Lega a essere arrivata all'8-9%. E questo è un errore della segreteria. Non è errore del militante della Lega o del singolo partecipante della Lega con ruoli magari più o meno importanti. Queste sono le cose che ho detto. L'importante è che se il candidato è della Lega e il candidato del presidente sia della Lega, che Salvini non venga in Veneto, perché quando arriva nel Veneto fa perdere voti. E qua chiudo. Villanova, su questo Salvini fa perdere voti quando viene in Veneto, dice Darè? Ma io penso che in Veneto noi continuiamo ad avere Alberto, tu hai il tuo ruolo, ma sai che è così. Sai che è così. Non è vero che nessuno ha detto niente negli anni scorsi o nei mesi scorsi, perché la storia della lista Zaia è il fatto di poter correre e di mantenere la regione, di mantenere la guida della regione. Ho iniziato a dirlo più di 1 anno e mezzo fa, perché è una cosa in cui credo, e come me ci credono tanti leghisti. Sono stati fatti errori magari sul fatto di portare troppo a livello nazionale, può essere, ma allora noi stiamo qui a guardare il passato di quello che è successo e rischiamo di perdere una regione per il quale tutti noi abbiamo lottato da decenni e stiamo lottando da decenni, perché continuiamo a guardare gli errori del tuo segretario. Non difendere Salvini, perché è indifendibile. Gli errori di Salvini perdonami, io sono a casa. Dal Papete in poi è indifendibile, perché se siamo passati dal 33% a livello, scusa, in Veneto avevamo il 49 e 88, adesso abbiamo chiuso col 13. Allora fate una domanda: qualcuno avrà sbagliato la politica europea o no? Tony, qualcuno avrà sbagliato la politica europea, sì o no? Se passi dal 49 e 88 e arrivi al 13, perché se non vi fate neanche queste riflessioni, allora vuol dire che andiamo avanti come i cavalli con gli occhi chiusi e via. Insomma, ieri sera Focus altrettanto vivace il confronto che c'è stato tra l'ex presidente del Consiglio Comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli della Lega e Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Non si può dire no, allora deleghiamo perché a livello nazionale Fratelli d'Italia è forte. No, ma scherziamo, cioè veramente con consenso. Io faccio solo un esempio di Mario Conte. Vedete, nel momento che Fratelli d'Italia a livello nazionale prendeva il 30% o giù di lì, alle comunali la Lega prendeva il 48% e Fratelli d'Italia il 12%. E c'è il candidato sindaco. Ma non c'entra. Giancarlo, sei troppo esperto di politica per pensare di infinocchiarmi su questi ragionamenti. Grazie al candidato sindaco. Fammi parlare, io ho stato silenzio oppure tanto. Grazie al candidato sindaco voi avete fatto 4 consiglieri. Se non eravate alleati con noi, facevate 2 consiglieri e avete 2 assessorati. Quindi
Quindi voglio dire, ma questo non vuol dire che noi siamo ben disposti. Perpetuiamo il potere della Lega per i prossimi 36 anni. Il consenso che si è legato e che abbiamo faticato per anni a creare questo rapporto con i cittadini, adesso perché a livello nazionale c'è un momento, meno male per la coalizione, meno male per il centro-destra, va così bene, allora deleghiamo tutto a Fratelli d'Italia. Allora, questo non l'ha detto nessuno. Giancarlo, ma io sono stato in silenzio, non l'ha detto neanche la Melone. Ma guarda, non è che mi dici stai in silenzio, scusa Giancarlo. Il conduttore, il direttore non ti ha dato il coso. Non sono monologhi. Io sono educato e sei un avvocato. Capisco che tu hai le cose variabili. Perché la sicurezza a Treviso, quando sei in comune è una cosa, quando sei in tribunale i delinquenti diventano onesti. E per favore, quindi... Chi sta parlando? Scusa Giancarlo. Tu hai le variabili. No, io non ho variabili, io faccio l'avvocato. Appunto, io arrivo sempre dopo, forse perché qualcuno non fa il lavoro bene prima. Quando non fai il lavoro bene prima parli con l'avvocato. Qualcosa, anche se vuoi parlare di politica, parla di politica. Se intendi metterla sul piano personale, anche tu guarda che non c'è confronto, non c'è confronto, Giancarlo. Non è personale. Se sei venuto qua ad attaccarmi sul piano personale o professionale, guarda. No, non sto parlando. Chiudiamo il discorso. Che si deve parlare. Non riuscite a parlare di politica. No, dovete per forza parlare dal punto di vista personale. E mi sorprendo, ma no, non ti devi sorprendere. No, mi sorprendo molto. Non ti devi, perché tu pensi di stare sempre in un tribunale. Non stai in un tribunale, non stai facendo l'avvocato. Tu devi ascoltare quello che dico io, perché il conduttore mi ha detto parla agli annicelli. Io ho ascoltato, quando ho ascoltato già due volte. Confronto, quello che non riuscite a fare voi. Si può interloquire ovviamente. No, vabbè, ma me la non si può interrompere. Parla tu, chiudo che per carità non diciamo perché non si deve concorrere. Noi abbiamo dettato in modo molto delicato, noi ci siamo, pensiamo di aver lavorato tanto nel Veneto e ci spetta il Presidente. Allora, avete visto a Focus spesso e volentieri ci sono confronti molto duri, ma sempre molto civili, o quasi sempre molto civili. Allora andiamo da Anna De Roberto e parliamo di altro, parliamo del freddo, del gelo e delle condizioni difficili in cui vivono i senza tetto, con da parte del Comune e di tanti volontari iniziative per metterli al riparo da questo periodo di temperature molto rigide. A te Anna. Direttore, buongiorno. Siamo all'interno dell'oratorio della chiesa di San Martino. Guardate, alle nostre spalle ci sono i letti che sono stati allestiti. Ringrazio la nostra Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Guardate, questi sono i materassi, i letti, e questa notte qui hanno dormito 7 persone. Questa è la contabilità che ci ha appena fornito Stefano, un volontario della comunità di Sant'Egidio, ma c'è posto anche per altri. E tra l'altro questi sono i letti che sono stati allestiti, e in un'altra stanzetta è stato allestito un letto anche per una donna di 45 anni, proprio per, come dire, perché non vi sia promiscuità e per garantire insomma il distanziamento tra uomini e donne. Stefano è qui con noi, ve lo presentiamo, ci ha aperto le porte dell'oratorio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oratorio aperto dalla scorsa notte proprio per l'emergenza freddo. Quanti posti avete disponibili? Come vi state muovendo? Allora sì, è stato attivato da ieri sera questo servizio. E allora i posti in partenza sono una decina, estendibili fino a una ventina. Infatti, memori degli scorsi anni, che si arrivava a una quindicina di persone, e siamo pronti anche a sopportarne una ventina. Abbiamo, come già detto dalla signora qui presente, che c'è una stanza anche dedicata solamente anche alle donne di strada, perché non sono solo gli uomini ma anche donne in strada, appunto per dare loro un po' di privacy e un po' di tranquillità. Le persone che arrivano qui, Stefano, sono disoccupati, non hanno un lavoro, cioè quali storie ci sono dietro? Sì, tendenzialmente, ma allora la maggior parte, guardando nella media, abbiamo persone straniere, ci sono anche alcuni italiani, però sì, tendenzialmente sono senza lavoro o con difficoltà nel trovare un lavoro che possa mantenerli, quindi possono usufruire di un appartamento. E per gli italiani sì, venuti da una situazione di disoccupazione dovuta alla perdita proprio del lavoro, e quindi con difficoltà anche di riprendere un lavoro
hanno un'età che comunque certe volte supera la cinquantina d'anni, quindi è difficile anche ritrovare subito un lavoro. Tra l'altro, direttore, prima parlando, mentre attendevamo il collegamento, abbiamo scoperto che alcuni avrebbero anche un'occupazione magari temporanea, ma fanno fatica a trovare un alloggio, cioè nessuno dà loro un alloggio. È difficile, soprattutto magari per una persona straniera, trovare anche un alloggio. Magari alcuni riescono ad usufruire, avere un lavoro per trovare anche una camera, non totalmente un appartamento, perché è difficile anche quello, però non sempre viene dato in affitto a loro, perché sentendo uno straniero è difficile concederlo. Voi come comunità di Sant'Egidio siete anche in strada durante la notte, lo siete stati in queste notti? Sì, noi usciamo, fatalità usciremo questa notte, abbiamo 2 sere alla settimana che sono dedicate il martedì e il venerdì proprio per l'uscita in strada, a incontrare queste persone. Alcuni infatti ospiti di queste notti sono quelli che incontravamo prima in strada, e già in strada abbiamo questa possibilità di fare una chiacchiera con loro, quindi di conoscerle, nel periodo invernale anche di portare un tè caldo, la coperte se con i primi freddi, e di fornire sempre durante tutto l'anno una piccola confezione, un sacchetto, diciamo così, con una cena e una prima colazione, una brioche o dei biscotti per la mattina successiva. Ci sono persone che non siete riusciti a convincere a venire qui al riparo e che ancora dormono al freddo perché magari non vogliono spostarsi dalla strada? Ci sono, pochissime ci sono, o non è che non vogliono, diciamo che forse hanno vissuto anche delle esperienze difficoltose e hanno un po', come per tutti, anche per noi, un po' di paura anche entrare in queste cose che sentono per la prima volta, quindi ha anche una difficoltà, come tutti noi, quindi anche ad affidarsi a questi piccoli eventi che ci sono, quindi. Direttore, vi facciamo brevemente la contabilità della solidarietà a Treviso, perché ci sono 20 posti alla Casa della Caritas, poi ci sono un'altra quarantina di posti all'asilo notturno allestiti dal Comune di Treviso, questi che ci ha raccontato Stefano della comunità di Sant'Egidio, e altre 6 persone che questa notte hanno dormito nella chiesa di Santa Maria del Sile. Quindi insomma davvero una grande catena di solidarietà che si è creata. Sì, ce n'è, sia da parte del Comune sia da parte di altri enti come Caritas, come noi, oppure come la chiesa di Santa Maria in Sile. Sì, perché ci sono, anche se non si notano, ci sono molte persone in strada, sia in Treviso che dintorni, che durante i periodi proprio più freddi, che si pensa sempre di dicembre, ma il freddo viene in gennaio, febbraio, è proprio qui che si deve attivare un po' di solidarietà e di accoglienza a queste persone. Grazie Stefano. Allora, direttore, se hai altri veramente pochi secondi, vi porto con me, grazie Stefano, a farvi vedere la cucina dove questi ospiti hanno potuto avere la colazione questa mattina. Quindi queste sono le stanze, i locali dell'oratorio della chiesa di San Martino. Eccoci qua, ve la facciamo vedere proprio perché abbiate conto anche voi, insomma, del grande macchina di solidarietà che si è mossa per aiutare le persone più in difficoltà, che come avete sentito hanno diverse storie alle loro spalle. Eccoli qua, insomma ci sono anche i panettoni di Natale, e qui questa mattina i senza tetto hanno fatto colazione. Dall'oratorio della chiesa di San Martino restituiamo la linea. Grazie molte Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. E lutto a Motta di Livenza per la morte di un parrucchiere cinquantenne che è deceduto in seguito alle ferite riportate durante delle evoluzioni al bike park di Borso del Grappa. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in merito alla morte di Ivan Luccon, il parrucchiere di 50 anni che ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto domenica pomeriggio al bike park Grappa Gravity Games di Sant'Eulalia di Borso del Grappa, un'area che Luccon, residente con la compagna e i 3 figli a Motta di Livenza, frequentava da anni. Da questa rampa Ivan Luccon ha preso lo slancio, ha preso velocità per affrontare l'ultimo salto, il salto che gli è costato la vita. Una tragica fatalità al termine di un percorso che aveva praticato più e più volte nel corso della giornata. Pare che in discesa, dopo questo avvallamento di terreno, qualcosa sia andato storto. Una terribile caduta proprio in quel punto, costata la vita al parrucchiere cinquantenne di Motta di Livenza. Quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.
Il bike park non è stato posto sotto sequestro, mentre sono stati sequestrati il casco e la bike del 50enne. Sconvolti i gestori dell'area, che lontano da microfoni e telecamere ci hanno espresso il loro dolore perché conoscevano bene Ivan Luccon, amante degli sport estremi che praticava con grande serietà e legatissimo alla sua famiglia, quella famiglia che ha visto trasformare quella che doveva essere una domenica di festa in una giornata di dolore inimmaginabile. Servizio di Vanessa Banzatto. L'autopsia ha confermato che Sandra Pegoraro, la 52enne investita sulle strisce pedonali di via Ponte Vigo d'Arzere a Padova, è deceduta in conseguenza delle gravissime ferite riportate. L'esame effettuato dal medico legale ha certificato quanto già sospettato dagli inquirenti. L'incidente era avvenuto il 22 dicembre. La donna, OS dell'azienda ospedaliera di Padova, è morta il 1 gennaio dopo 10 giorni di agonia. Indagata per omicidio stradale la conducente 56enne dell'auto che ha travolto la donna di fronte al bar Brenta di via Ponte Vigo d'Arzere. Sandra Pegoraro stava attraversando la strada per raggiungere un locale per la cena. La donna nel maggio del 2022 era sopravvissuta a un tentato femminicidio da parte dell'ex compagno Stefano Fattorelli, 54 anni, ora in carcere con una condanna a 8 anni. Diamo un titolo del giornale di Vicenza, la prima pagina: insegnante 48enne esce di casa e scompare, ricerche in corso. È stata nel frattempo ritrovata l'auto, vediamo anche la foto di questo insegnante, ricerche anche con elicotteri, ma finora senza esito. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Ceron e Tommaso Migotta. Torniamo subito. In diretta con Focus TG, ripartiamo con una notizia pubblicata dall'Arena di Verona. Crolla una gru nel cantiere delle scuole, è stato colpito un operaio, è successo ad Albaredo d'Adige, non abbiamo altre notizie al riguardo, non sappiamo quali siano le condizioni di questo lavoratore. Si è svolta ieri pomeriggio l'autopsia su Deborah Danieli, 48enne di Ponte San Nicolò, che è morta al centro Gallucci per una sospetta infezione da un batterio, forse contratto dopo un intervento di cardiochirurgia. L'esito dell'esame autoptico è atteso tra 60 giorni e dovrà chiarire se ci sia un nesso tra la morte della donna e le condotte dei medici che l'hanno curata. All'autopsia hanno partecipato il medico legale, i consulenti tecnici della procura, un esperto di cardiochirurgia, un infettivologo e i consulenti della famiglia di Deborah Danieli, che sono seguiti dallo studio 3A nell'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo in ambito medico. La donna, 48 anni, aveva iniziato il suo calvario un anno fa dopo aver scoperto un tumore al seno, curata allo IOV dopo l'intervento. Era stata scoperta una malformazione cardiaca che l'aveva costretta a sospendere le cure oncologiche. Dopo l'operazione al cuore però era stata colpita da un'infezione contratta durante l'intervento. La polizia locale di Vicenza ha salvato una sedicenne che stava mettendo in atto un gesto estremo dopo una delusione d'amore. Sentiamo la nostra redazione di Vicenza. È su questa balaustra di fronte alla Roggia Seriola nei giardini Salvi che venerdì pomeriggio una ragazza sedicenne di origine cinese si era affacciata, ha tentato un gesto autolesionistico. Se ne sono accorti gli agenti della polizia locale grazie agli occhi di una telecamera posizionata proprio qui davanti. Gli agenti sono arrivati in pochi istanti dal vicino distaccamento Campomarzio che controlla, grazie alle telecamere, le zone più calde della città. Gli agenti monitoravano lo spaccio di stupefacenti ma hanno subito notato la posizione anomala della ragazza. Ed era praticamente rannicchiata ed era veramente strana come posizione, per cui ingrandendo le immagini abbiamo notato che aveva in mano una lavetta e che stava cercando di ferirsi il polso. Il pronto intervento ha evitato che la situazione precipitasse. Io insieme ad una collega siamo arrivati praticamente di spalle e l'abbiamo subito presa e messa all'interno in sicurezza e tirata via la lametta dalle mani. La prima reazione della ragazza è stata quella di scoppiare
iniziare a piangere. All'origine del gesto non c'era una questione di droga, bullismo o violenze subite, ma una cocente delusione affettiva. A causa delle difficoltà legate alla lingua è stato fondamentale l'aiuto di una negoziante della zona, anche lei cinese. Il fatto è accaduto intorno alle 16:30 dello scorso venerdì, ma nessuno si era accorto della giovane. E la gente che passeggiava molto probabilmente non si è accorta di quanto stava accadendo. La nostra fortuna, ripeto, è stato anche l'aiuto degli occhi elettronici. Grazie alla prontezza dell'intervento la vicenda si è risolta per il meglio, con l'auspicio che la sedicenne possa ritrovare serenità. L'abbiamo poi affidata ai genitori e anche al personale sanitario del SUEM che ha prestato i primi soccorsi. Servizio di Mirko Cavallin, è stata pronunciata la condanna nei confronti di un ex infermiere dell'azienda ospedaliera di Padova accusato di aver molestato una tirocinante nel dicembre del 2023. Dopo l'indagine interna che aveva portato al licenziamento, ora arriva anche la condanna dopo l'indagine della procura per l'infermiere di 41 anni dell'azienda ospedaliera di Padova accusato di aver molestato una giovane tirocinante. L'uomo è stato condannato a 2 anni di carcere con rito abbreviato, ma la pena è stata sospesa e dovrà compiere un percorso di rieducazione di 2 anni. Disposta anche la sospensione di 1 anno dalla professione. Nessun risarcimento è stato invece concesso alle parti civili, la vittima e l'azienda ospedaliera di Padova. La denuncia era partita nel dicembre del 2023, quando la giovane tirocinante, oggi 25enne, ha avvisato i genitori al telefono delle avance dell'approccio molesto che l'infermiere aveva avuto nei suoi confronti durante il turno di notte. Il 41enne l'avrebbe anche spinta a terra tentando di avere un rapporto, ma lei è riuscita a liberarsi e a chiudersi in una stanza di servizio. I genitori della giovane hanno così avvertito i carabinieri ed è partita l'indagine, durante la quale sono state ascoltate anche delle colleghe tirocinanti della vittima che hanno raccontato di approcci pesanti e talvolta inopportuni dell'uomo anche nei loro confronti. Il 41enne infermiere ora non lavora più per l'azienda ospedaliera di Padova, che l'aveva sospeso in via precauzionale dopo la denuncia. I suoi avvocati hanno annunciato il ricorso in appello. E a Cadoneghe i carabinieri hanno bloccato un italiano di 32 anni che viaggiava con un falso distintivo della polizia e una pistola falsa. Aveva provato a sfuggire al controllo. Il 32enne italiano residente a Loreggio è denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato a Cadoneghe. Nell'auto, che aveva accelerato alla vista della gazzella, i carabinieri hanno trovato una pistola d'aria compressa di libera vendita, priva del tappo rosso e con 1500 pallini in metallo e un finto distintivo della Polizia di Stato contenuto in un portadocumenti. Le risposte del 32enne alle domande non hanno convinto i carabinieri, che lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e possesso di segni distintivi contraffatti. Sia la pistola che il finto distintivo sono stati sequestrati. Ladri imperversano un po' dappertutto, ma a volte vengono sorpresi sul fatto anche attraverso le telecamere. Qui sono stati arrestati perché i proprietari dell'abitazione li avevano proprio scoperti in azione attraverso questi occhi che mettono i proprietari nella condizione addirittura di vedere i delinquenti. Vediamo. Pensavano di agire indisturbati negli appartamenti delle vacanze lasciati vuoti in inverno, invece non hanno fatto i conti con le telecamere di sorveglianza installate dai privati che mandano segnali di allarme in caso di intrusione. 3 giovani ladri sono stati arrestati a Chioggia mentre cercavano di entrare nei garage di un residence di Isola Verde. A dare l'allarme anche un residente di Abano Terme, proprietario di un appartamento che è stato avvisato dall'alert delle telecamere arrivato a tutti i condomini. Immediata la segnalazione ai carabinieri che sono arrivati sul posto bloccando i ladri in flagranza. Ecco le immagini dei 3 vestiti di nero che cercano di raggiungere i box e poi il momento in cui i carabinieri li scoprono e li portano in caserma. Si tratta di 3 giovani del luogo, uno di loro minorenne. Soddisfatto il sindaco di Chioggia. Un grazie alle forze dell'ordine, a polizia e ai carabinieri che sono intervenute prontamente l'altro giorno a Isola Verde. Questo evidenzia quanto importante siano le telecamere e i circuiti di videosorveglianza privati e anche l'attenzione e la collaborazione da parte di privati che hanno permesso l'arresto di 3 individui. I residenti preoccupati chiedono che venga risolta la situazione dei 2 ruderi che confinano con il residence, 2 edifici abbandonati da anni dove spesso bivaccano balordi.
Ci sono stati 2 colpi ai danni di una ditta di trasporti di Castelfranco Veneto. I titolari hanno cercato di fermare i malviventi fino all'arrivo dei carabinieri e poi è esplosa la rabbia della coppia una volta scoperto che i 2 sono stati arrestati sabato ed erano già stati scarcerati. Siamo tutti, secondo me, sulla stessa barca, ormai tutti presi di mira e entrano ovunque, entrano in casa e non gli fanno niente. Quindi penso che dobbiamo farsi giustizia da soli. Si arriva a pensare questo. Eleonora, insieme al marito e la titolare della ditta Bilibio Autotrasporti di Castelfranco Veneto, sono in via dell'Impresa. Nell'ultimo mese i ladri sono entrati 2 volte, l'ultima sabato sera. Hanno telecamere fuori e dentro l'azienda, telecamere che hanno filmato i ladri mentre tagliavano i teloni dei rimorchi dei loro camion per cercare qualcosa da rubare. Noi subito corriamo qua nel posto e ci accorgiamo che ci sono degli intrusi all'interno, chiamiamo i carabinieri, noi intanto con gli abbaglianti della macchina li teniamo monitorati e sono riusciti a prendere prima il primo, il secondo non lo si vedeva perché era nascosto e praticamente era sopra sulla centina dei rimorchi, sul tetto del rimorchio e noi che eravamo in macchina riuscivamo a vedere dov'era. Hanno cercato di scappare. Eleonora con il marito li ha praticamente bloccati dall'auto fino all'arrivo dei carabinieri con i quali è rimasta sempre in contatto telefonico. Eccoli i segnali dei tagli ai teloni di tutti i semirimorchi, 15 quelli presi di mira. I 2 malviventi sono rumeni irregolari, incensurati, hanno 25 e 27 anni, arrestati, sono già stati rimessi in libertà. Da qui la rabbia della coppia che aveva appena finito di sistemare i teli ed oggi si ritrova da capo con i mezzi fermi in parcheggio. Rabbia perché comunque sei violato e tra l'altro la volta scorsa che sono venuti erano le 7 della sera, noi eravamo ancora qua in azienda. Quindi non c'è tutela perché loro comunque sanno che non arrivano, ti fanno danni, se sono incensurati sono anche liberi dopo, ma sanno tutto. Durante l'operazione la perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un cutter, torce e guanti da lavoro, 5.000 euro il danno quantificato ai mezzi. Una volta scoperti, tratti in arresto, uno dei 2 ladri si è rivolto ad Eleonora scusandosi. Uno continuava a dire sì scusa hai ragione, perché ti prendono anche per i fondelli. Ti prendono anche per i fondelli, servizio di Anna De Roberto, la 9ª udienza per la morte di Mattia Battistetti, schiacciato da un carico in un cantiere edile a Montebelluna nel 2021. Ho visto queste foto e vedere, per una mamma vi assicuro che vedere suo figlio steso per terra coperto da un lenzuolo giallo è stato un dramma. E questo mi fa dire che non riuscirò mai a perdonare chi ha ucciso mio figlio per negligenza. Mamma Monica non trattiene le lacrime. Nei giorni scorsi ha visto le foto del corpo del figlio coperto da un lenzuolo. È stato terribile, ci racconta, durante la 9ª udienza del processo che ha visto la partecipazione di numerose persone arrivate da tutta Italia per sostenere la battaglia di questa famiglia distrutta dal dolore. Prima di entrare fuori dal tribunale si è tenuto un presidio organizzato dai volontari dell'associazione intitolata al giovane. Mattia Battistetti, 23 anni, morì schiacciato da un carico di 15 quintali staccatosi da una gru in un cantiere edile a Montebelluna nel 2021. Per questa tragedia sono 6 gli imputati che devono rispondere a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e inosservanza delle norme sulla sicurezza. Hanno sfilato come testi davanti al giudice Alice Dalmolin alcuni operai e dipendenti che hanno lavorato in quel cantiere assieme a Mattia, hanno risposto alle domande del pubblico ministero Daniela Brunetti. Attesa è stata la relazione del perito nominato dalla famiglia della giovane vittima, l'ingegner Giovanni Maria Di Leva. Fra i punti che ha messo in evidenza il tecnico, il raggio d'azione della gru che interferiva, secondo il consulente, con l'area di transito dei lavoratori. Mancava un'area di passaggio pedonale nel cantiere e non sarebbero state stabilite regole per la gestione del cantiere, ma soprattutto mancavano misure per impedire il rischio di caduta del materiale dall'alto. Non solo, ma fra i testi anche un operatore dello Spisel è intervenuto subito dopo la tragedia. In quell'occasione erano state riscontrate diverse violazioni che erano state sanate dall'azienda con il pagamento di alcune sanzioni.
L'udienza è stata aggiornata il 20 febbraio. Abbiamo atteso un anno tra un'udienza e l'altra, spiega mamma Monica. Visto all'inizio di questo 2025 due cose essenziali: che venga fatta giustizia a Mattia prima di tutto e che venga fatta in tempi brevi. Per me e per la nostra famiglia entrare in tribunale ogni volta è un dramma. C'è una ferita che continua a riaprirsi, il servizio di Daniela Sizzia. Andiamo adesso a Bassano del Grappa. Dopo l'annuncio dell'apertura della cittadella della giustizia e di altre sedi giudiziarie, si torna a parlare anche per via della Pedemontana, si torna a parlare della provincia di Bassano. Vediamo. Le infrastrutture ci sono da un pezzo e quelle che sono carenti, come la Valsugana, sono al centro di un'attenta programmazione per renderle adeguate alle sfide del futuro. La benzina, chiamiamola così, c'è da un pezzo, sotto forma di PIL e ricchezza, aziende e capannoni, inventiva ed esperienza, concentrati in un modo che pochi in Italia possono replicare o anche solo ipotizzare. Il prestigio non manca e per quanto riguarda la PIL basta fare un giro sul Ponte Vecchio in una qualsiasi giornata di festa per vedere una folla di turisti che arrivano, di nuovo dopo qualche anno ballerino, anche dall'estero per vivere qualche minuto quella cartolina così bella. Ora il governo ha promesso pure il tribunale con un colpo di scena in Senato che qualcuno non si aspettava proprio. Se ben due sottosegretari alla giustizia hanno annunciato l'arrivo di uno schema di disegno di legge per ridisegnare la geografia giudiziaria nazionale con Bassano capofila, vuol dire che le cose si sono instradate piuttosto bene. Ecco, mancherebbe a dirla tutta un teatro di riferimento, una struttura in grado di accogliere spettacoli di richiamo per un'area vasta. La Pedemontana, appunto, è tutto quello che si porta appresso. Poi c'è tutto per far rivivere il sogno di Bassano capoluogo di provincia, come si sperava qualche anno fa. Certo, sono sogni ormai datati e non serve certo una struttura provinciale per creare un capoluogo. Basta saper raccogliere le istanze del territorio, aggregare fiducia, convogliare pianificazioni, mettersi sulle spalle chi ha bisogno di una mano per guardare lontano. Insomma, Bassano ha tutto questo. Ora non ci sono più scuse. È ormai chiaro a tutti che la città ha le carte in regola per rappresentare il territorio non solo alle cene di gala, ma anche e soprattutto negli uffici che contano, quelli in cui si timbrano carte e progetti e si approvano finanziamenti. Ci vuole coraggio? Certo che ce ne vuole, ma senza coraggio si resta periferia. Servizio di Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo due titoli dal Corriere del Veneto diretto da Alessandro Russello. Zaia, l'avete sentito in diretta poco fa, su terzo mandato inaccettabile, elezione da bocche sfamate da 30 anni in Parlamento. E poi i candidati per il dopo Zaia, a lui l'ultima parola, sale il nome della vice Elisa De Berti. A Bassano del Grappa in tanti per l'ultimo saluto nella chiesa di San Francesco a Gianni Posocco. Oggi è lunedì, l'inizio appunto, l'inizio di una settimana. E se lunedì scorso la sensazione di tutti è stata di una fine, noi vogliamo credere che oggi per Gianni sia un nuovo inizio. Un nuovo inizio per un uomo che ha dato il via a tantissime iniziative che hanno portato il nome di Bassano in giro per il mondo. Giovanni Posocco, Gianni, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutte le persone che l'hanno conosciuto, ma soprattutto ha lasciato i segni delle sue idee, delle sue iniziative, della sua voglia di non fermarsi mai e di instillare energia, forza e bellezza in chi aveva deciso di seguirlo, tanto che Don Andrea Guglielmi nella sua omelia nella chiesa di San Francesco lo ha paragonato al pescatore di uomini del Vangelo. Lui è stato un pescatore di uomini e ha utilizzato lo stesso strumento che avevano in mano 2000 anni fa i pescatori della Galilea, la rete. Gianni è stato un artefice, un artigiano e un artista della rete. La scomparsa di Gianni Posocco è un'enorme perdita per la città. Lui, padre delle arti per via, capace di unire una parte all'altra del mondo con le tradizioni, la storia, la cultura, ma soprattutto il suo entusiasmo e la sua empatia. Lui, l'uomo dei ponti tra i popoli. Papà, secondo me,
Questi ponti li immaginava ad occhi aperti e con meticolosa curiosità li portava alla luce lì, dove pochi potevano o sapevano. Dotato di una tenacia fuori dal comune, Gianni era come un abile sarto, le cui stoffe e tessuti erano persone ed amici. Il suo filo era carisma e il suo ago l'arguzia. E con lungimiranza instaccabilmente confezionava abiti e ponti. Un addio carico sì di dolore, ma anche di quella gioia e di quella speranza che lascia alla sua Bassano. Ciao Gianni e grazie di tutto. Il servizio di Vanessa Banzato, temperature sotto zero e strade ghiacciate, quindi si continua a spargere molto sale. Vediamo come vanno le cose a Marostica. Lavoro imponente a Marostica nelle frazioni per la salatura delle strade, una serie di uscite per garantire la sicurezza con 10 squadre e una ventina di mezzi. Nell'ultimo weekend è stato predisposto un massiccio passaggio completo su tutto il territorio comunale. Quest'anno abbiamo già fatto in alcune aree del territorio quasi 10 passaggi. In altre sono punti delicati perché in penombra e quindi dove il risparmio dell'umidità è elevato. Questo weekend abbiamo eseguito il secondo di fatto passaggio totale su tutto il territorio. Questo weekend c'è stato un importante via vai di mezzi tra le ditte in appalto e quelli del comune e devo dire che il lavoro è stato fatto in maniera encomiabile. Un impegno che prevede chiaramente anche un impiego di risorse. Diciamo che una stagione normale dove si fanno una decina di uscite minimo, andiamo all'intorno su una cifra per un territorio esteso come il nostro tra i 35 e i 40 mila euro. In un'annata con nevicate arriviamo tranquillamente intorno ai 60, 70, anche 80 mila euro per il nostro territorio. E a proposito di ghiaccio, sono iniziati oggi i lavori di smantellamento della pista di pattinaggio della Promarostica che dureranno alcuni giorni. Io devo ringraziare innanzitutto tutti i volontari di Promarostica perché anche quest'anno sono riusciti a mantenere per tutto il periodo delle feste la pista di pattinaggio per grandi e piccini. Devo dire che c'è sempre stato un grande afflusso di persone, questo va anche alla bellezza e anche alla capacità tecnica che ha saputo mettere in campo l'associazione nel corso degli anni, anche con dei controlli proprio per quanto riguarda la sicurezza. Come comportarsi in presenza del lupo? E questo è il titolo di una brochure diffusa dalla Regione del Veneto con alcuni consigli pratici per i cittadini. Allora abbiamo chiesto un commento ad alcuni dei sindaci della Pedemontana che hanno incontrato ieri il nuovo prefetto di Vicenza. È un tema che noi abbiamo già in parte affrontato parlando col sindaco di Asiago. Sarà occasione questa di vedere anche gli altri sindaci della montagna per poterlo affrontare insieme. Assolutamente è un tema fondamentale che è ai primi posti della nostra agenda. Anche il nuovo prefetto di Vicenza, Filippo Romano, ha già nella sua lista il tema del lupo, sempre più presente nell'area pedemontana. Governo italiano e autorità europee sono chiamate a intervenire a breve sulla questione, ma intanto è stata la Regione Veneto a diffondere un volantino decalogo in collaborazione con i carabinieri, dando alcune indicazioni ai cittadini. Appena ci arriverà la nota appunto ufficiale della Regione che oggi è stata annunciata dall'assessore, sicuramente la ricondivideremo su tutti i canali dell'amministrazione pubblica, mettendo anche la pubblicità e la visione anche nelle varie frazioni con tutte le bacheche possibili proprio per dare visibilità massima sul territorio. È un segnale di grande attenzione da parte della Regione nei modi e nei limiti che naturalmente può attuare, perché ricordiamoci che le decisioni vanno prese a un livello molto più superiore della Regione Veneto, per cui ringrazio l'assessore di questa accortezza nel soprattutto dare informazioni alla cittadinanza. A memoria storica il lupo non ha mai ammazzato le persone, è chiaro che bisogna stare attenti agli animali, cani a guinzaglio, cani liberi, chiaramente animaletti da cortile, però poi insomma per quanto riguarda un'emergenza per le persone insomma siamo ancora lontani per fortuna. Il lupo c'è, impariamo a gestire l'animale lupo, ma cerchiamo anche di far capire ai politici romani e ai politici di Bruxelles come questa condizione e questa crescita del numero di animali sul nostro territorio non possa continuare così all'infinito.
Sul tema della convivenza, venerdì 17 si svolgerà un incontro a Montebello Vicentino per proporre sfide e soluzioni per la protezione delle comunità locali. Servizio di Mirko Cavallin. Vediamo una notizia dal Gazzettino prima di andare in pubblicità. Uno studente 14enne a Treviso spruzza dello spray al peperoncino in classe, compagni intossicati, 2 sono in ospedale. Pubblicità, torniamo subito. Premio San Bassiano a Bassano del Grappa è stata l'occasione per sentire anche sulle vicende della politica il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Per noi c'è Alex Giuliano. A margine della conferenza stampa di presentazione di quelli che sono i premiati della cerimonia dedicata a San Bassiano, siamo in compagnia del sindaco Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa. Tra poco ci svelerà anche il nome dei premiati, però partiamo avendo la possibilità di avere qui il primo cittadino che è insomma un noto esponente della Lega. Partiamo da alcune valutazioni politiche di stretta attualità, sindaco, perché insomma si va verso quella che è l'abolizione dell'idea di un terzo mandato per il governatore del Veneto, della regione Veneto. Questo lei come lo giudica, come lo valuta? È una scelta che si sente di sposare? Ma diciamo che è chiara la scelta a livello nazionale che non si vuole concedere ulteriori mandati ai governatori uscenti. Sta di fatto che noi siamo sempre dell'idea che a scegliere i propri rappresentanti devono essere i cittadini di un territorio, quindi le regolette imposte per limitare i mandati insomma vabbè, trovano il tempo che trovano. Sta di fatto che però dobbiamo fare anche una considerazione che al di là del terzo mandato o no, la Lega oggi è ancora un partito presente in Veneto, un partito molto radicato con moltissimi amministratori, quindi al di là del terzo mandato noi siamo pronti a fare la nostra corsa, abbiamo gli uomini giusti sul territorio, abbiamo le competenze, abbiamo la militanza che ci sostiene e quindi al di là delle norme imposte da Roma noi non abbiamo paura di presentarci alle prossime elezioni regionali con o senza alleati. Ecco, queste sono parole chiare, nette da parte di Nicola Finco, quindi la Lega pronta a correre anche da sola. Questo cosa comporterebbe nello scacchiere generale dell'alleanza del centrodestra? Cioè come verrebbe presa questa decisione da parte dell'alleato più forte, da Fratelli d'Italia? Ma allora, io voglio fare una precisazione. Prima di tutto spero che si trovi una quadra, insomma, che il centrodestra comunque vada assieme, uno perché rende tutto più facile, due perché abbiamo dimostrato che assieme governiamo bene nei comuni, a Bassano, ma anche a livello regionale e a livello nazionale. Però c'è una questione chiarissima, cioè il Veneto è la culla della Lega Nord, qui è nata la Liga Veneta, abbiamo una storia di autonomia che non c'è in nessun'altra parte d'Italia, esprimiamo ancora oggi una classe dirigente di primissimo livello, moltissimi amministratori, moltissimi sindaci, qui non è solamente la voglia di dire il governatore è nostro, ma è proprio perché siamo la regione dove siamo maggiormente rappresentati, abbiamo una forza importante e quindi penso che Fratelli d'Italia giustamente può avere le proprie ambizioni, però sa, in una terra come il Veneto dove l'autonomia fa parte del DNA dei suoi residenti, vedo meglio un governatore della Lega piuttosto che un governatore di Fratelli d'Italia che sicuramente ha degli ideali e dei valori che sono diversi rispetto ai nostri, insomma che sono valori più radicati sulle tradizioni, sul territorio e sui principi dell'autonomia. E a proposito di valori, diamo valore a quelle che sono le premiazioni di una cerimonia tanto importante, tanto sentita per il territorio, la cerimonia del San Bassiano. Quest'anno i premi a chi andranno? Allora, il premio San Bassiano è una benemerenza che diamo al FAI, che è la delegazione bassanese quest'anno compie ben 35 anni, quindi un grande lavoro di sensibilizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città. Poi abbiamo
abbiamo deciso di istituire un nuovo premio, che è il premio della cultura della sostenibilità e dell'innovazione, che è rivolto alle imprese del territorio, ma che dal prossimo anno vuole aprirsi anche al mondo dell'università, della ricerca, in modo da premiare le nuove generazioni, ma anche le imprese del territorio che creano economia e valore aggiunto attraverso percorsi innovativi e sostenibili nel rispetto dell'ambiente. Il premio Città di Bassano lo diamo al generale Biagio Abrate, una persona da un grandissimo curriculum da un punto di vista professionale, una vita per la difesa del paese, che abbiamo l'onore di avere come cittadino bassanese, che ha dato tanto a questa città, ma che sicuramente potrà dare ancora tanto nei prossimi anni, visto insomma è un alpino, è legato moltissimo alla città del Grappa e quindi un valore aggiunto. E poi il premio Cultura, abbiamo individuato 2 figure che da anni lavorano assieme per la valorizzazione del massiccio del Grappa, per sensibilizzare le nuove generazioni sul primo conflitto mondiale, proprio portandoli sul Monte Grappa e facendogli conoscere la storia, che sono Paolo Maraguti e Loris Giuliati. Oltretutto hanno scritto numerosi libri, sono stati insigniti di numerosi premi a livello nazionale e soprattutto anche di recente sono stati chiamati dal Consolato italiano negli Stati Uniti d'America proprio per alcune, diciamo, lezioni sulla storia del nostro territorio, e quindi insomma 2 profili di altissimo livello che noi siamo onorati di premiare con il Premio Cultura San Bassiano 2025. Noi ringraziamo il sindaco di Bassano Nicola Finco, ricordando che l'appuntamento con la cerimonia del San Bassiano è per domenica pomeriggio a partire dalle 16:30. Grazie ad Alex Giuliano e a Renzo Rigon per la parte tecnica. Chiudiamo con il fulmine a ciel sereno per il Partito Democratico, l'uscita improvvisa, non annunciata, da parte di Andrea Zanoni, che è passato ad Europa Verde. Dure le reazioni della capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani e del segretario provinciale a Treviso del PD Giovanni Zorzi. Siamo davvero sconcertati dalla notizia che abbiamo appreso in conferenza stampa del passaggio di Andrea Zanoni dal Partito Democratico al gruppo di Europa Verde. Prima di tutto per il metodo, abbiamo appreso appunto questa notizia come tutti gli altri in diretta TV, senza che Andrea si curasse di informarci prima. 10 anni di affinità elettive ed elettorali cancellate con una conferenza stampa. Il Partito Democratico regionale, di fronte all'addio di Andrea Zanoni, ha prima strabuzzato gli occhi, poi è passato all'attacco. Vanessa Camani fino a poche ore fa era la capogruppo di Zanoni, ma una spiegazione pare essersela già data e avrebbe poco a che fare con i temi dell'ambiente e della lotta al consumo di suolo, che dice sono prioritari per lo stesso PD. Non pensiamo che su questo ci possano essere date lezioncine da chi per ragioni del tutto personale sceglie di lasciare questo gruppo consigliare e questo partito come fosse un autobus per andarne a prendere un altro in vista delle prossime scadenze elettorali. Nel PD il bene comune conta più delle convenienze personali. L'affondo del segretario regionale Dem Andrea Martella, che parla di poco rispetto per gli elettori, per i militanti e la struttura del partito. Insomma, quella di Zanoni sarebbe una tattica di riposizionamento, e c'è chi tra gli ex colleghi sussurra già come non vi fosse l'intenzione del partito di riconfermare in lista, ma la questione è anche territoriale, con il PD trevigiano che perde il suo unico rappresentante in Consiglio regionale del Veneto. Giovanni Zorzi racconta come Zanoni avesse smentito fino all'ultimo voci di un passaggio con i Verdi. La scelta di Andrea Zanoni lascia una profonda amarezza, visto il rapporto di collaborazione che abbiamo sviluppato in tutti questi anni. Mi sarei aspettato da lui un atteggiamento meno opportunistico e più trasparente. Le battaglie che in questi anni abbiamo intrapreso insieme ad Andrea Zanoni continueranno come sempre, perché l'impegno per quei valori che qualificano la nostra azione e la nostra identità rispetto alla destra sono un patrimonio di una comunità. Ed è tutto per oggi, grazie a Francesco Cerone e a Tommaso Migotti in regia. Ci vediamo stasera alle 21:20 con Focus. Buona giornata, arrivederci.